Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Posticipo della 14ª giornata di Serie B-Win in scena allo stadio Rigamonti, dove il Brescia ospita la Sampdoria. Gara delicata per entrambi i tecnici, criticati e contestati fin qui per scienza, il 6° KO consecutivo. Potrebbe davvero voler dire esonero. Astori invece deve confermare i progressi dopo la vittoria ossigeno contro il Crotone. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di raccoglimento per le vittime di Genova. Arbitra il match Calvarese di Teramo. È la Sampdoria a partire meglio, ad avere due occasioni importanti. Minuto 2, Fornaroli per Bertani, la sua conclusione di destro però è facile preda di Leali. Calcio di punizione al minuto 9, sempre per la Sampdoria. Soriano tocca per Castellini, il suo tiro però è deviato in angolo. Minuto 15, la risposta del Brescia è in questa conclusione di destro di Budel. Ottima la risposta di Da Costa, brasiliano, classe 1983. Minuto 18, Padalino, bel pallone dentro per Bertani e poi però sciupa Fornaroli da 2 passi. Minuto 28, arriva il giallo per Soriano, un episodio che poi si rivelerà importante. Il fallo è su Scaglia. Minuto 29, ci prova Zambelli, che quando spinge sulla corsia di destra fa sempre male. La sua conclusione viene deviata in angolo ancora da Costa. Minuto 32, un solo del Brescia nel finale di primo tempo. Da Costa si salva prima su Salamon e poi su Feksesin e El Kaddouri. Minuto 41, calcio d'angolo di El Kaddouri. Magli ci prova di testa, ma in questa circostanza non riesce a colpire bene il pallone. Ancora Brescia al 42esimo. El Kaddouri scambia con Feksesin, la sua conclusione però è fuori di un soffio. Nel secondo tempo è la Sampdoria a provarci per prima. C'è un calcio di punizione di Soriano, mette fuori Salamon, gran botta di Obiang, il suo tiro però è deviato in calcio d'angolo. Minuto 4, Juan Antonio punta Rispoli, riesce a saltarlo, trova però sul tiro cross la risposta di Da Costa. Dal replay si vede che c'è anche una deviazione del difensore. Dall'altra parte il tentativo è di Gastaldello al minuto 7, il suo colpo di testa però finisce fuori. Un minuto dopo ci prova il Brescia con un altro tiro di Salamon, anche questo però non riesce ad inquadrare la porta avversaria. Minuto 18, arriva la seconda munizione per Soriano. Il fallo questa volta su El Kaddouri e c'è l'espulsione per il giocatore della Sampdoria. Minuto 30, punizione di Palombo, ci prova con il destro, blocca Leali senza alcun problema. Minuto 36, Feksesin, grande occasione a tu per tu con il portiere avversario, spara alto, questa è davvero una grandissima occasione per il Brescia. Minuto 40, altra punizione di Palombo, insidiosa, ancora Leali pronto. Minuto 44, c'è la grande occasione questa volta per la Sampdoria, sciupa volta, questa era davvero l'occasione della partita per gli ospiti. Ultimo tiro in porta è quello di Cordova su calcio di punizione, blocca anche in questo caso Da Costa. Finisce 0-0, il Brescia torna a muovere la classifica dopo 6 giornate. La Sampdoria sale a 22 punti e si porta 2 lunghezze dalla regina al 5° posto.